tutte le forze politiche del Veneto hanno classe dirigente in grado di governare questa regione. Basta con la favoletta del ce l'ha solo una parte politica. Ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo anche noi e quindi non abbiamo paura di confrontarci. A maggior ragione visti i numeri raccolti nelle ultime consultazioni elettorali. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, richiama all'ordine gli alleati leghisti dopo le uscite degli ultimi 2 giorni, prima di Mario Conte, disponibile a scendere in campo come presidente della regione se il partito glielo chiederà, poi del segretario veneto Alberto Stefani che insiste, pronti a correre da soli se non si convergerà su un nostro candidato. Da un lato i litigi continui tra Lega e Forza Italia e da un lato queste continue boutade su chi farà il presidente, non vorrei che questo non aiutasse poi la compattezza del centrodestra, che è condizio sine qua non con la quale si batte la sinistra. Qualcuno forse si è dimenticato che quando andiamo divisi perdiamo e quindi se qualcuno vuole perdere credo che questa sia un'ottima strategia. Le amministrative a Vicenza e a Verona siano da lezione, ammonisce il coordinatore dei meloniani. Se continuiamo ciascuno a perorare le proprie cause anche personali rispetto al tema e a litigare tra alleati, credo che diventi difficile. Fratelli d'Italia non ci sta. E continuerà a lavorare per la compattezza del centrodestra, prosegue De Carlo, di cui Fratelli d'Italia si sente evidentemente leader visti i numeri e non ha nessuna intenzione di fare da outsider. Oltre un Veneto su 3 sceglie Fratelli d'Italia. Credo che questo sia un tema sul quale i veneti si sono già espressi e che non può non essere tenuto a buon conto.